Signores, attenzione perché parte qualche metro solamente. Su Sara Casasola, grandissime vittoria ancora della tricolore Silvia Persico. Veramente sono soddisfatta, quarta vittoria e niente, oggi ho controllato la gara, ho cercato di fare il meglio che potevo, sicuramente una gara molto fredda e niente, speriamo bene anche per le prossime gare. Il ciclocross diventa la regina delle discipline invernali, accogliendo sempre più attenzioni degli amanti della bicicletta che si sono trovati sul cartodromo Pista Azzurra di Jesolo in occasione del quarto Gran Premio Internazionale Città di Jesolo. Dagli amatori ai ragazzi delle categorie giovanili, passando per gli junior e gli elite. In campo femminile a primeggiare è stata la campionessa italiana in carica Silvia Persico, mentre chi ha dettato legge nell'Open maschile, aggiudicandosi così il podio, è il giovane Filippo Fontana. Fisicamente come stai? Molto bene, ho appena iniziato a allenarmi, quindi fin troppo bene quest'anno. E adesso spero di salire ancora un po' per l'italiano e niente, dai. Abbiamo vissuto il primo mese e mezzo di gare in maniche corte e ora ci sta facendo ricordare che cos'è il ciclocross. Attenzione, stanno per transitare. Ripeto, un giro alla conclusione. Abbiamo praticamente tutti i più forti atleti italiani e alcuni tra i più forti atleti europei, che ha appena corso anche il vice campione europeo, un danese, e quindi abbiamo, diciamo, il meglio dell'Italia e alcuni dei più forti delle vicine nazioni europee. Uno sport che esalta gli istinti, fango, freddo e gloria, questo è il ciclocross. Sotto una pioggia battente si sono sfidati oltre 400 atleti di tutte le categorie in un percorso duro, reso ancora più complicato dalle precipitazioni. L'obiettivo sarebbe 2024 o 2025 l'organizzazione del campionato europeo. Abbiamo già inoltrato la richiesta alla città di Jesolo di avere supporto su questo progetto. Filippo Fontana.